Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi andremo a visitare una bellissima formazione geologica naturale, il Ponte Val d'Arc, detto anche Holt de Val d'Arc, dove Holt sta per volta. Abbiamo lasciato l'auto presso il penultimo tornante della strada che da Combai porta a rifugio Posa Puner, dove c'è un piccolo parcheggio. Come spesso accade nelle escursioni, si parte da una provincia e si arriva in un'altra. Infatti oggi, in questo momento, ci troviamo in provincia di Treviso, ma il Ponte Val d'Arc è in provincia di Belluno. Per arrivare al Ponte Val d'Arc ci sono diversi percorsi. Noi abbiamo scelto il più semplice di tutti. Prima tappa, a circa mezz'ora, per di qua, Forcella Mattiola. Strati geologici. Eccoci arrivati a Forcella Mattiola. Da adesso e fino all'ultimo bivio dove diventa sentiero, questa qui è tutta una strada bianca che corre al confine fra le province di Treviso e Belluno ed è estremamente panoramica. Prossima tappa, Malgamonte. Ecco, siamo quasi arrivati. Malgamonte. Eccoci arrivati a Malgamonte. Da qui, in pochi minuti, si può salire in cima al Monte Crep, dove siamo stati poco tempo fa, partendo però da Praderadico, che è da quella parte. Pausa a te. Qui a Malgamonte c'è una bellissima tabella che si riferisce a un altro percorso, ma c'è comunque quello che facciamo noi. Questo è Malgamonte, ci troviamo circa qui dove c'è il laghetto. Adesso facciamo ancora un pezzo di strada, passiamo Forcella delle Fede, le Fede sono le pecore,
E in questo punto c'è una deviazione che scende giù a sinistra, Ponte Val d'Arc. Questa è Porcella delle Fede, quindi manca poco alla deviazione. Sì, è qua, e ci sono anche i cartelli nuovi. Eccolo qua. Questo cartello è nuovissimo perché un anno fa circa noi siamo passati di qua andando al Monte Crep e questo cartello non c'era. Adesso bisogna scendere, qua si segna 10 minuti, forse un po' ottimistico, ma comunque bisogna scendere giù, il sentiero è marcato sugli alberi, andiamo. Ho trovato uno dei pochi segnavia dove c'è un tornante. Siamo arrivati a incrociare una mulattiera. Adesso le indicazioni, sempre nuove, continuano, però c'è scritto Olde Val d'Arc 5 minuti, su c'è scritto 10 minuti. Ci abbiamo messo almeno un quarto d'ora a fare questo tratto qua. Tenetene conto, va. Andiamo. Eccolo qua. Siamo arrivati al Ponte Val d'Arc. Oh, che bello! Guarda!
Oh, è maestoso, è letteralmente monumentale. Un arco di roccia naturale, piuttosto alto anche. Wow, fantastico! Questo posto è incredibile, ha un che di magico, eppure è tutto naturale. Un vero tesoro del Veneto. Adesso, per il ritorno, seguiremo lo stesso identico percorso dell'andata. Il ritorno in questo tratto è piuttosto ripido, però è abbastanza breve. Ecco, stiamo risbucando sulla strada. 10 minuti un corno. Sì, 10 minuti, c'è scritto qua in discesa 10 minuti, ce ne vogliono almeno 20, ma proprio andando veloci. Calcolate circa mezz'ora, va che è meglio. Tempistica a parte, questo tratto è il più impegnativo del percorso di oggi, soprattutto in discesa, perché è ripido, un po' scivoloso e non è neanche né tanto né ben marcato sul terreno, quindi può essere utile una treccia GPX come abbiamo fatto noi.
Stiamo per tornare al parcheggio di questa mattina. Gita panoramica, percorso piuttosto semplice, tranne il tratto di sentiero di avvicinamento all'arco. Di grande soddisfazione la visita al maestoso Ponte Val d'Arc. Bene, noi ci salutiamo qui. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. E seguiteci anche su Komoot, dove trovate tutte le tracce GPX dei nostri itinerari. Se invece volete vedere le foto con tutta la descrizione dettagliata dell'itinerario, allora abbiamo anche un blog e le parole chiave sono sempre le stesse: Antelacus Autos. Vi lasciamo in descrizione l'utilissima traccia GPX. Grazie e alla prossima escursione con Antelacus.